Per l'ottava di campionato la Ronchese, terza in classifica, ospita gli amici Marassi per cercare il riscatto dopo la battuta d'arresto di sabato scorso, quando la squadra di Amarotti è stata sconfitta dalla Ruentes. I rossoblù hanno dalla loro un andamento casalingo a punteggio pieno, 3 partite giocate, 3 vittorie, ma gli amici Marassi hanno di recente trovato condizione e risultati. Le 2 vittorie consecutive hanno proiettato i rosanero in zona playoff. 2 occasioni per parte nel primo tempo. La prima è proprio per gli ospiti, col tiro a giro di Stuto sul quale deve allungarsi Orzo per deviare in calcio d'angolo. Genovesi sfortunati quando dopo soli 11 minuti devono già ricorrere al primo cambio. Esce Monbelloni per infortunio, al suo posto John Marresi, ma la Ronchese pareggia subito i conti perché dopo uno scontro di gioco, un infortunio al ginocchio costringe Spallarossa a lasciare il campo, sostituito da Ratto. Al 24esimo i padroni di casa, fin qui privi di idee, producono la prima palla gol. Cross invitante di Cavallino per la testa di De Benedetti, ma la sfera va a lato. Al 32esimo occasione clamorosa per il Marassi. Stuto trova il corridoio per l'inserimento di Gerboni, che ha sul destro la palla dell'1-0, ma spreca malamente calciando sul fondo. Ma la Ronchese mette paura a Campanella su calcio di punizione. L'esterno sinistro di Rossi gira però troppo e si spegne fuori dallo specchio. Un primo tempo scialbo termina così 0-0. Un pochino meglio gli amici Marassi, ma pareggio tutto sommato giusto. La sintesi della ripresa, filmata e montata da Mattia Sciaffardo, parte dal minuto 47, quando la punizione di Edoardo Albrieux, appena entrato al posto di Romeo, crea qualche problema a Campanella, che si rifugia in calcio d'angolo. La successiva incornata di Rossi sugli sviluppi del corner termina sopra la traversa. Al 65esimo break dei padroni di casa avviato da Albrieux, che rinuncia al tiro per servire nello spazio Rossi a tu per tu con Campanella, ma l'arbitro Bordone di Chiavari ferma tutto per un dubbio fuorigioco, scatenando così le proteste della Ronchese. La Ronchese è cresciuta però in questa ripresa e riprova a pungere su calcio di punizione. Il tiro di Morando è tutt'altro che irresistibile, ma Campanella non lo controlla, regalando la chance della ribattuta, ma Cavallino e Rossi si ostacolano sul più bello e il risultato è un colpo di testa alto. Stuto prova a scuotere un Marassi in questa fase un po' in difficoltà, ma il suo tiro a giro non scende abbastanza. Ma al 76esimo cambiano le sorti del match. Cavallino guadagna al fondo sulla corsia di destra e mette in mezzo, dove De Gregori, nel tentativo di spazzare, realizza il più classico degli autogol. 1-0 della Ronchese, con la complicità del numero 5 di un Marassi che rischia di capitolare qualche istante più tardi, quando Albrieux vede Campanella fuori dai pali e prova a sorprenderlo dai 40 metri, ma il classe 97 con uno straordinario intervento la toglie da sotto la traversa, tenendo a galla i suoi. L'amici Marassi non riesce però più a pungere nel finale e allora la Ronchese può festeggiare il ritorno alla vittoria, una vittoria meritata anche se arrivata grazie a un episodio fortunoso. Si interrompe invece la striscia positiva dell'amici Marassi. Alla Ronchese è bastato giocare bene nel secondo tempo per aver ragione dell'amici Marassi. Grazie alla quarta vittoria su 4 gare casalinghe disputate, adesso la squadra di Amarotti può davvero insidiare il secondo posto.